preso il via a Palermo la manifestazione No MUOS contro l'installazione del sistema satellitare di comunicazione della Marina americana nella base di Contrada Ulmo a Niscemi, nel Nisseno. Un corteo è partito da Piazza Politeama e ha attraversato il centro fino a Palazzo d'Orléans, sede della regione siciliana. Oltre 2000 persone manifestano in piazza a Palermo per l'impianto satellitare in costruzione all'interno della base americana di Niscemi. Lo scorso 20 luglio il presidente della regione Crocetta aveva evocato lo stop ai lavori di realizzazione sollevando forti malumori da parte degli attivisti e delle forze politiche. Per vigilare sullo svolgimento della manifestazione impegnati circa 200 uomini tra polizia, carabinieri e vigili urbani. Crocetta è accusato di essere scappato da una manifestazione pacifica. Presenti alla manifestazione tra gli altri il sindaco di Palermo Orlando, il leader di Rifondazione Comunista Ferrero, tra i presenti gli assessori Annese Ciulla e Giusto Catania, diverse le bandiere No MUOS di Rifondazione Comunista, Sinistra, Ecologia e Libertà. Hanno aderito anche Cobas, CGIL, IDV, SEL, Verdi, Rifondazione Comunista e il Comune di Palermo. E i manifestanti fin dall'inizio della manifestazione hanno assicurato niente violenza, noi siamo pacifisti. Io credo che sia un dovere essere contro questo insediamento militare per ragioni legate alla salute, per ragioni legate alla violenza che si fa sul territorio, per una circostanza che è tutta tipicamente siciliana. Io considero incompatibile la presenza in Sicilia di grandi insediamenti o di insediamenti comunque militari, perché un atto di violenza nei confronti della storia di questa terra, che ha il diritto di essere una terra di pace, una terra di accoglienza e non un luogo di morte e di guerra. La terra della Sicilia deve essere invece liberata, perché questa terra deve poter dare lavoro, cultura e pace, non attraverso strumenti di guerra. Siamo qui per ribadire questo, per dire che un governo che non sa rispettare la volontà di un popolo, che questo ha ribadito da oltre 4 anni a questa parte, dal 2009, che le autorizzazioni finora date sono illegittime, è un governo che deve smetterla di cincischiare e ridare la parola ai cittadini, ricostruire un territorio di pace.